Finalmente siamo arrivati al 13° episodio, è successo di tutto, nel bene e nel male. Ve lo dico, lasciate subito un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e io vi lascio subito con il video e sempre Forza Napoli. Allora, ragazzi, eravamo lasciati con Torino-Napoli e quindi questo, l'inizio di questo nuovo episodio. Ragazzi, io vi dico la verità, io questa me la vado subito a simulare perché ho visto c'è una distanza abissale, siderale con gli avversari, quindi ce l'andiamo a simulare. Dai. Andiamo! 1-0 dopo 3 minuti. Karim the Dream, Benzema. Dai, buona dentro. Buona, Politano, mettila dentro. Buona. Benzema dentro. Ah, buona. Buon recupero, palla dentro. Vai, Benzema. Buona. Tira. Andiamo. 2-0. Franco. Zambo Anghissà. Zio Franco. 2-0 al 43esimo. È buona così. Buona. Bella per Benzema. Da solo dall'altra parte. Kvara. Chiudila. 3-0. E quindi adesso andiamo direttamente al risultato 4-0. 4-0 con altro gol di Benzema al 71esimo. E va bene così. E adesso, signori, si fa sul serio. Adesso è tempo di Champions. Adesso è tempo di semifinali. Adesso è tempo di Napoli-Tottenham. Quindi ci andiamo a fare questa conferenza stampa pre-partita e poi subito dentro con la partita. Crede nel passaggio del turno? Ci faremo trovare pronti. C'è qualche possibilità che la squadra Tottenham Hotspur possa vincere? Può essere. Spera di dare continuità alle prestazioni della squadra? Miglioreremo presto. Andiamoci a giocare questa partita e siamo qui, ragazzi, giunti alla semifinale d'andata di Champions League tra Napoli e Tottenham. Il Tottenham c'è? Il Tottenham c'è, già lo vedo. Il Tottenham è cazzuto, già lo vedo. Kane, non lo facciamo tirare. Kane, tiro. Deviazione, battuta corta, calcio da corta. Oh, attenzione, dentro. Interventone di Navas. L'avevo detto? Tottenham è forte. Ah, tra l'altro un Ndombele torna dal Tottenham, quindi l'ex. Ndombele, ma tu con me? Cioè, non ci capito questo fatto. Prima ti sei conquistato quasi tutti i passaggi del turno con il Napoli e poi sei passato in semifinale con Tottenham. Ma da già buttata fuori, Ndombele. Batiamo. Attenzione, qui la palla dentro Kulusevski. Altra parata sul primo palo di Navas. Ragazzi, stiamo subendo. Calcio d'angolo, battuta corta. Son, attenzione. Son, la può mettere dentro? No, niente. Cerca la giocata, Ndombele, proprio lui, la mette dentro. Mamma mia, l'ho vista dentro, voglio questa, l'ho vista dentro. Son, dietro, Ndombele, proprio lui. Ndombele, tira. Mamma mia, stava segnando Ndombele, il gol dell'ex. Navas risponde presente, 17 minuti, non ho fatto un'azione. Allora il Tottenham ancora dal calcio d'angolo la mette dentro. Altro big intervento. Altra paratona di Navas. Ci sta salvando il portiere. Non stiamo facendo niente. Son, ancora lui, dietro. La palla, Ndombele potrebbe calciarla. Tacco, Lenglet. Altra parata. È un monologo del Tottenham. Non sto facendo niente. Non riesco ad uscire, è un assedio. Attenzione, Derti, dentro. Buona. Vai Zilu. Bella per Benzema. Vai che ce la possiamo fare, vai. Vai che siamo forti. Vai Benzema, vai che si forte. Ce l'era la prima. Ma va bene così per Gavi. Stai da solo davanti al portiere. Ti schiatta capo Tottenham. Ti schiatta proprio capo. Un'azione da Gilit che la fa. Un'azione. E con Pablo Gavi 1-0 per il Napoli. Su assist di Karim the Dream Benzema. Con Zielinski che si porta l'avversario. Nessuno se l'aspettava. E subito Pablo Gavi di sinistro sotto l'incrocio. 1-0. Mamma mia che palla che ci vede con Zielinski. Bella la finta di corpo. Vai Zielu. Qualcuno che c'è una mano? E invece no, vengo con l'esterno, mamma mia. Ora ci stiamo svegliando anche noi. Dietro per Pablo Gavi ancora. A giro. Che traversa di Pablo. A recuperare il pallone. Ottima per Politano. Ma Ropolita che combina. No, a vuoto, so aiuto. È proprio lui. Lo sapevo che faceva gol Ndombele. Ma lo sapevo proprio 100-100. Il gol dell'ex. Sono andato a vuotissimo con Rachmani. Ma poi ho sbagliato qua. Guarda qua che passaggio che io ho fatto. Dagliela, bella sulla corsa, Zielu. Per Kvara, dai. Bello stop a seguire. Kvara, dietro, ancora per Zielu, sei da solo davanti al portiere. No, ma subito anticipato. Sono velocissimi questi. Mamma mia, mannate proprio un euro, ma mannata. Nonno facile tirare. Bella. Ma poi tengono il mazzo sui rimpalli. Ma che culo! Ma sempre Ndombele! Ma che palle! Un muro e poi sbagliamo il passaggio, vedi? No,
la palla dentro, no. No. Gol. Porca troia, porca troia. Oh, il Tottenham. Mamma mia, sto scopertissimo. Sto scopertissimo. Grazie, Navas, grazie. Guarda, se non fosse stato per Navas, prendevo un'imbarcata a sta partita. Non belli. Mannaggia. Oh, non è rigore. Ma non è rigore. Non è rigore. Ha cipiato pallone, l'ho sentito proprio. Ma vaffanculo. L'avevo pure intuito, vaffanculo, va. Dai, dai, dai. Dai, Zilu, no, non da fa pigliare così. Ma quale ultima azione, che non ce la facciamo proprio. Dai, ultima azione, dai, che mo si trasuto. Dai, ora sei entrato. Beh, Benzema. Vai ben. Schiattalo! Ma no, che ha preso il portiere, che ha preso. Sarebbe stato il gol, non lo so, come avrebbe fatto sperare qualcosa in più. Ultima azione proprio qua, ultima azione. Ultima azione amaro. Affanculo, affanculo. Voglio. Abbiamo perso la semifinale d'andata di Coppa contro il Tottenham. In casa loro sarà 3 volte peggio. Sì, è stato un peccato, voglio. È stato un peccato perché comunque ce la stavo anche un po' giocando. Adesso abbiamo Napoli-Sassuolo, però vi dico la verità, cioè di giocare Napoli-Sassuolo adesso no. Quindi andiamo a fare una simulazione veloce direttamente, andiamo al risultato, vediamo cosa succede in Napoli-Sassuolo, speriamo almeno una vittoria, ok, bene così, doppietta di Kvaratskhelia, andiamo avanti e abbiamo di nuovo la partita di Champions. Voglio giocarmela subito, gestione della squadra, credo che sia questa la titolare, anzi vorrei un po' cambiare gli esterni, vi dico la verità, vorrei mettere un po' più di velocità, quindi metto entrambi i Traoré. Dai ragazzi, dai, carichi a 1000, carichi a manetta, non possiamo sbagliare sotto porta in casa del Tottenham. Dai, dai, che è nostra, dai, ma è fallo. Attenzione, attenzione. Oh, ma non riesco proprio, non riesco a chiuderli. E non riesco a chiuderli. Doveva arrivare la batosta, Dai, vai giù, e che palle. Mamma mia, oh. Ma sfrutti. Oh, guarda Kiss che fallo che mi fa, però sto menendo. Vai per Benzema. Vai che sei solo tu. Vai Benzema. Calma, calma. Abbiamo solo ristabilito quello che è successo all'andata. Calma. E dai, dai che stai solo tu, loco. Si frisca. Dai, che non hai fatto niente ancora in questa partita. Dai. E dai, che non hai fatto niente. No, ma come voglio andare? Come voglio andare avanti? Stai solo tu, Benzema. Stai solo tu. Dai, dai Karim, da te non me le aspetto. Cioè, me la posso più aspettare da Traoré. Mi sono mangiato l'impossibile. Era per andare molto più sul sicuro, che gliel'ho passato a quello là e si è mangiato il gol. Che sfortuna, Agliù, che sfortuna. Mo veramente, Agliù, mo veramente sto giocando. Cioè, non si può dire niente. Dai, stai solo tu. Sei solo tu. Sei solo tu. E sei solo tu, andiamo! Con calma, non è successo niente, stiamo perdendo, siamo fuori dalla Champions, non è successo niente, ci stiamo mangiando l'impossibile, veramente, l'impossibile, sto soffrendo dentro. No, però io non posso subire così, non posso subire i gol così, mamma mia che parata che ha fatto Navas, che parata. Oh, guarda questo che fallo, aiuto. Cioè, questo è un fallo grande quando una casa questo non me l'ha fischiato. Che merda. Che merda. Questo è un fallo quando una casa mi ha tremato pure il joystick. Che merda, che merda. Che merda, voglio, era fallo. Era fallo su Benzema. Ho buttato tutto nel cesso, così. Cioè, una Champions fatta bene, l'ho buttata nel cesso. Guardate. Non vuole entrare, cioè non è colpa mia, capi? Io tiro pure bene, gioco, non vuole entrare, non vuole entrare. Ma tira, perché passi, Zielinski? Dacci di dire che l'ha passata, che schifo, guarda. Potevo fare molto di più, potevo fare molto di più. È un peccato, Agiu, è un peccato, è un peccato, è un peccato, è un peccato, per un gol, per un gol. Tra l'altro subito su un fallo su Benzema. Un peccato, Agiu, un peccato, mi sono mangiato di tutto, un peccato, manco sul rimpallo riesco a segnare. Manco sui rimpalli
impalli! Guarda come devo uscire, guarda come devo uscire dalla Champions, guarda. Che peccato, veramente, ve lo giuro. C'ho proprio una rabbia dentro, uscire dalla Champions così in semifinale. Però va bene, va bene. Applausi. Applausi a questi ragazzi che hanno dato veramente il cuore, l'anima. Mi sono divorato di tutto e di più in questa semifinale, soprattutto di ritorno. Allora, adesso mi hanno chiesto se voglio allenare un'altra nazionale, la Norvegia. Rifiutiamo sempre. Grazie per tutto l'interesse che mi state mostrando. Dobbiamo adesso invece giocare un'altra partita, ma ovviamente la simuliamo veloce perché Spezia-Napoli mi scoccia veramente 5-1, figuratevi. E poi abbiamo una partita molto importante, quindi questo è veramente un episodio dove ci sono tante partite importanti. Allora, prima Zedatka lo vuole lo Charlotte, vai, accettiamo l'offerta, anche prima lo avevo accettato, solo che non avete trovato l'accordo col giocatore. Adesso ragazzi abbiamo la finale di Coppa Italia contro il Milan, giunti alla finale di Coppa Italia, campo neutro, ok, ci siamo, vai, è tua la palla, Traoré, è tua, vai per Benzema, oh, vai, ma chi non è fall. All'uomo già schiattano poca capo con Zielinski, bella finta, Zielu, vai! Che sfortuna, voglio che ho. Vai Zielu, vai che sei solo tu, vai Benzema, vai Benzema, dentro, vai per Zambo. Abbia tu pali fuori, guardano un po', guarda. Stiamo giocando da soli per il momento. Con Zambo, subito ripartiamo. T'ha già vista mo? Ti ho visto? E a fui solo, Traoré. T'ha messo perché sei veloce, t'ha messo. No, perché sei bella. Bella palla dentro, mannaggia. Ok, bella palla, grandissima per Gavi. Bello Gavi. Vai Traoré. Tiraccio, che tiraccio. L'avevo pure piazzata bene. Vai, recupero palla, vai. Vai, sali, è tua, veloce, vai in da port, stai solo tu in da port, mamma mia, comunque Traoré guarda velocissimo, ma si mangia una marea di gol, attenzione, Osimhen, gol di Osimhen, si mette malissimo, il gol dell'ex in finale di Coppa Italia, dai Zielu, e niente, non riesco a segnare. Ma come non riesco più a fare gol? Vai Benzema. Niente. No, mamma mia, guarda qua come sto scoperto. H palo, mamma mia. Andiamo! No, non ci credo. Oh, aiuto, ma cioè, state vedendo? C'è il gioco che mi sta mettendo in difficoltà. Manca la squadra, manco il Milan, guarda. È proprio il gioco che non mi vuole far vincere la Coppa Italia. Sto attaccando solo io. Ah, fa mocca! Cannonata! Calma, mamma mia, calma. Un parto per segnare sto gol, un parto. Ah, come lo facessi rimanere in ganno, voi. Invece no, mi facete rimanere qui a me in ganno, guarda, ora ti faccio vedere, guarda. Guarda. Mamma mia. Cioè, quello guarda qua, 1 minuto e 50, è finito il recupero, deve far battere il calcio d'angolo. Guarda un po' quel gioco, come mi deve far girare le palle a me. Guarda come mi deve far girare le palle a me. Era finita la partita, è finita la partita, 1 minuto e 50, ho subito il gol e ho perso la Coppa Italia. Questo è quando il gioco non ti vuole far vincere una cosa. È proprio scriptato, è palese, è palese, guarda, proprio quando il gioco non ti vuole far vincere. Guarda. Fischiamo, guarda, da fisse mamma. Fischiamo, bravo. Abbiamo perso il secondo trofeo nei minuti di recupero. Finiti, 1 minuto e 50, era 1 minuto il recupero. Calcio d'angolo gol. Campione il Milan, bravi. Un episodio catastrofico. Usciamo dalla Champions e perdiamo la Coppa Italia. Bene.